Oggi il taglio del nastro, l'apertura al pubblico sarà invece a partire dal 2 maggio. Inaugurato il nuovo sportello di Veneto Lavoro all'interno dell'ex municipio a Tezze sul Brenta. Sarà gestito dagli operatori del Centro per l'Impiego di Bassano. Grande soddisfazione per l'apertura di questo sportello di Veneto Lavoro nel nostro territorio, un ritorno che mancava da diversi anni e che penso sia di grande aiuto per tutti quanti i cittadini e anche per tutte le imprese di Tezze e non solo, anche dei comuni limitrofi. Attualmente il Centro per l'Impiego di Bassano conta nei propri elenchi 8.700 disoccupati, ma da qui al 2030, a causa della crisi demografica, mancheranno nel Veneto ben 150.000 persone in età lavorativa. Ma quali figure mancano oggi nel mercato del lavoro? Per quanto riguarda le figure, noi abbiamo in questo momento una polarizzazione alte e basse qualifiche e dal punto di vista delle basse qualifiche sono caratteristiche sia nel settore del turismo, dei servizi, del commercio, che anche nella manifattura, in particolare nell'assemblaggio per esempio. Mentre nelle alte qualifiche le figure sono sempre legate a tutta l'area dei sistemi informativi e comunque dell'innovazione. Oggi facciamo i conti con un modello che regge nonostante l'urto di una crisi demografica. Il primo problema è la famiglia, la sua stabilità, la sua possibilità di crescere. La seconda è quello che abbiamo pochi giovani e quindi dobbiamo fare in modo che non si disperdano, e la regione del Veneto è la prima regione in Italia per buoni risultati proprio sull'abbattimento della dispersione e sui giovani che non studiano o non lavorano. Noi abbiamo il numero più basso. Lo sportello di Veneto Lavoro di Tezze sarà a disposizione di cittadini e imprese ogni martedì mattina.